fortuna sta prendendo piede e principalmente quest'anno abbiamo grossi risultati. È partita dall'amministrazione, poi ovviamente ora è in collaborazione anche con la Loco. È nata in questo periodo perché era in realtà un periodo morto. Da dicembre poi ad aprile, questo mese era un po' senza manifestazioni. Noi dobbiamo comunque, per promuovere il nostro territorio, promuoverlo tramite queste manifestazioni. Sono convinta che solo attraverso la collaborazione tra amministrazione e Proloco comunque si possono e potranno fare certe cose, e questa è la dimostrazione. Siamo arrivati, io 25 anni fa, e ci sono a Cenerentola di tutta la zona. Per fortuna ora, insomma, non con falsa modestia, però crediamo di essere un punto di riferimento anche per tanti altri. I risultati ci sono, grazie a tutti, e rinnovo ancora il mio ringraziamento mio e di tutta l'amministrazione per tutti i volontari che comunque si danno tanto da fare. Oggi è stata una giornata bellissima, importantissima, perché abbiamo premiato la bancarella più bella di Assaporando Cizon 2019. Oltre a questa manifestazione abbiamo partecipato anche con dei laboratori creativi nella scuola elementare e inoltre anche nell'asilo di Cizon di Valmarino. E come programma futuro faremo sempre dei laboratori creativi, ma via per le vie delle acque, e sempre in collaborazione con il gruppo Giovani. Uno spiedo, per essere memorabile, che caratteristiche deve avere? Deve avere come spedista un bravo spedista, e io ce l'ho. Fondamentale l'amore per lo spiedo. Beh, deve essere tradizionale e delizioso. Sicuramente la scelta delle materie prime e poi una buona cottura fatta in modo uniforme. Beh, la carne deve essere di buona qualità e soprattutto bisogna farlo con passione, lasciando perdere tutti i pensieri e dedicando 5 ore solo per lo spiedo. Non devi essere mai stufo di mangiarne. Ingredienti semplici: sale, pepe, salvia, essere cucinato bene, dorato e che dentro sia anche tenero. Deve avere il sapore, gli ingredienti quelli giusti, minimi, indispensabili, non molti, e dopo la capacità dell'operatore. Beh, deve avere i profumi della nostra terra, il colore del sole ed essere tenerissimo. Deve avere i sapori di casa nostra e renderlo digeribile. Un buon spiedo innanzitutto deve avere una carne di qualità, primo. Secondo, deve avere dei maestri che sappiano tagliare i pezzi di carne nel modo corretto, quindi sapendo equilibrare la parte grassa e la parte magra per poter dar sapore. Non ultimo, devono saper ben bilanciare gli aromi. Tradizionalmente è salvia, molti mettono anche del rosmarino, deve presentarsi con un bel colore ambrato, un nocciola intenso, non un nocciola scuro bruciato. La carne deve risultare morbida. Se lo spiedo ha una fiammata troppo violenta, cuoce l'esterno e non riesce a cuocere più l'interno perché forma una crosta. Questo fondamentalmente è la valutazione che si fa nello spiedo. Ovviamente è soggettiva anche questa, però in linea di massima diciamo che ci trova sempre d'accordo. È stata una bellissima giornata e senz'altro il merito va a Silvano De Luca, che è un esperto spiedista, ma soprattutto anche una persona che fa le cose con cura, persona che fa anche, diciamo, parte degli alpini. Questa bella giornata è stata una giornata di spesa per il sociale con i miei colleghi amministratori, che tutti abbiamo dato il meglio. Io sono rimasta sorpresa e dedico questa vittoria, questo premio al mio papà, un maestro dello spiedo che è mancato pochi mesi fa. Grazie a tutti.